20:10 telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con l'approfondimento quotidiano dei temi dei nostri telegiornali. Qui con me ospiti in studio questa sera Lorena Andretta, segretaria provinciale del Partito Democratico di Treviso, buonasera, buonasera, grazie per essere qui con noi, e Dimitri Coin, segretario provinciale della Liga Veneta Lega Nord di Treviso, grazie anche a lei Coin per essere... Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Buonasera, dunque approfondimento dei temi, il tema di oggi è quello delle banche, delle ex popolari venete, perché è in corso proprio in questi minuti a Vicenza la manifestazione, la fiaccolata che rappresenta un po' la rabbia dei risparmiatori, dei piccoli azionisti di queste due banche che hanno visto svanire, andare in fumo spesso i risparmi di una vita, la liquidazione, parte della pensione. Abbiamo quindi in collegamento in diretta da Vicenza Carlo Inghilleri che appunto è, ecco lo vedo adesso nel monitor, in collegamento da Piazza dei Signori a Vicenza, dove sta per partire proprio questa manifestazione. Molti gli azionisti, risparmiatori che sono giunti da tutto il Veneto ma anche da fuori regione proprio per partecipare. Carlo, buonasera, ci sei? Carlo, ci senti? Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori, siamo in Piazza dei Signori a Vicenza, epicentro del terremoto dei risparmiatori delle popolari venete. Qui stasera parte la protesta dei risparmiatori che hanno portato in questa piazza la loro rabbia, la loro indignazione, la loro frustrazione. Come vedete ci sono davvero centinaia di risparmiatori che stanno per partire per questa fiaccolata. Ognuno porterà una fiaccola, ognuno accenderà una luce, simbolo della verità e della giustizia che i risparmiatori in questo momento stanno chiedendo. In questo momento mi trovo con Patrizio Miatello che fa parte di una delle associazioni che hanno combattuto questa battaglia al fianco dei piccoli risparmiatori. Ci sono novità, vero Patrizio? Certo che sì. Allora noi non ci fermiamo, anche se dopo questa tempesta legislativa che ha cancellato ogni tipo di diritto ai risparmiatori ci farebbe di buttare giù le armi, noi invece ci siamo ricaricati. Noi oggi abbiamo progettato un fondo vittime del reato di aggiotaggio, ostacolo e vigilanza che abbiamo proposto al Parlamento, al governo italiano. È un fondo legittimato dalla Comunità Europea, quindi ora la politica, se vuole fare qualcosa, lo può fare. Non è ammissibile che i risparmiatori vengano cancellati in questo sistema. Secondo, chi ha l'ISEE al di sotto dei 13.000 e 26.000 euro per Veneto Banca, fate le domande perché è andato in deroga, quindi potete fare le domande perché i soldi ci sono. Queste sono due notizie positive. Noi combatteremo qualsiasi operazione contro i risparmiatori e contro le aziende. Possiamo farlo. A fianco dei risparmiatori, per appunto ottenere ancora qualcosa, se c'è ancora la possibilità, visto che ormai l'operazione con Intesa San Paolo è andata in porto, le due popolari venete sono state acquistate a prezzo di saldi per il valore simbolico di €1. Tra l'altro con questa operazione il più grande gruppo bancario italiano ha acquistato soltanto gli asset positivi delle due popolari venete, ma rimangono poi tutti gli altri aspetti che sono un grande punto di domanda, a partire dai contenziosi. Ecco, che fine faranno i contenziosi? Si chiedono i risparmiatori oggi in questa piazza ed è questo poi forse il motivo di maggiore preoccupazione. I contenziosi sono stati cancellati, come è stata cancellata la speranza di recuperarli. Le banche non ci sono più, lo hanno fatto per un decreto legge che comunque alla fine passerà e questo è il risultato. Noi stiamo cercando di trovare delle soluzioni alternative con delle proposte concrete e sono proposte possibili.
è un problema politico, la politica lo deve risolvere. Se ha perso tempo prima, adesso non deve perdere più tempo, perché se viene perso tempo in questa direzione sicuramente succede la rivoluzione. Ecco, e su queste parole di Patrizio Miatello dell'associazione Ezzelino Terzo da Onara, io direi che possiamo per il momento chiudere, anche perché sta per iniziare la fiaccolata. Piazza dei Signori risplenderà, ognuno accenderà la propria fiaccola e sono centinaia di risparmiatori che, come sentite, si fanno ascoltare, si fanno sentire con la loro protesta. La voce della protesta è davvero alta. La luce dunque come simbolo di giustizia, di verità che questi risparmiatori rivendicano con forza. Restituisco la linea allo studio. Fermiamo. Non vi fermate. Grazie a Carlo Inghilleri, alla nostra troupe che sta seguendo appunto in diretta la manifestazione dei risparmiatori traditi. È un tema questo sul quale c'è molto da dire, molto da riflettere. Lorena Andretta, sono tanti i cittadini veneti, trevigiani, insomma, che hanno visto, si sono visti traditi, hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita, e molto spesso non si tratta certo di speculatori, ma di gente comune che insomma è stata imbrogliata. Sì, nella maniera più assoluta, cioè quello che sta emergendo in tutti questi mesi, no, in cui abbiamo incontrato le persone, i risparmiatori, i piccoli azionisti, perché bisognerebbe anche fare dei distinguo, no? Qui in realtà nella stragrande maggioranza dei casi questi risparmiatori, chiamiamoli così per usare lo stesso termine del vostro inviato e del Miatello, bene fanno, no, a scendere in piazza, nel senso fanno bene perché così la tensione e l'attenzione resta alta, no? Quindi c'è questa emergenza, no? Perché allora c'è, come ha detto lei, un tema enorme, un tema che riguarda un'intera provincia, anzi più di una provincia, quindi una buona parte del Veneto interessato a questo tessuto sociale, no, coinvolto dal crack fondamentalmente delle due popolari, considerate gioielli, no, dell'economia veneta, in cui sono stati coinvolti i risparmiatori, gli azionisti, gli imprenditori, non dimentichiamoli. Io sono un dottore commercialista e curo anche parecchio il settore fallimentare e prefallimentare. Di situazioni dove si vedevano coinvolte le due popolari di cui si parla ce ne sono parecchie, quindi ci sono delle situazioni dove effettivamente, insomma, queste due banche hanno avuto dei ruoli impegnativi e importanti e decisivi sulle sorti delle aziende, proprio perché è evidente, no, quando le cose andavano male i fidi non c'erano più, insomma. Chiaramente, quindi con tutta una serie di ripercussioni su tutto quello che è il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Sì, no? Farei due precisazioni, però. Allora direi che c'è una questione che riguarda essenzialmente, ed è questo credo il tema grosso, no, della protesta anche, no, dei risparmiatori, chiamiamoli così, che riguarda fondamentalmente non tanto i risparmiatori quanto i piccoli azionisti, che io chiamerei, come dire, imbrogliati, truffati, come dire, turlupinati loro malgrado, cioè nel senso persone che hanno investito in azioni Veneto Banca, Banca Popolare Vicenza e altre poi peraltro, no? Perché adesso noi parliamo di queste due, ma i casi sono anche altri, inconsapevoli del rischio che si assumevano, e quindi questa è la prima questione, quindi una questione è questa qua. Il cui destino è evidente che non è, come dire, non è sicuramente roseo da questo punto di vista, almeno, insomma, da quel che io apprendo, insomma, da come si stanno profilando le questioni. La seconda questione è chi paga per tutto questo, cioè c'è un tema enorme, grande come una casa, che riguarda le responsabilità di chi ha gestito fondamentalmente, perché insomma io credo che, com'è che posso dire, ci sono responsabilità che devono emergere. Io penso e spero che la magistratura questo lavoro lo svolga, e lo svolga come si deve, perché insomma abbiamo visto sui giornali, sono state pubblicate, come dire, con dovizia di dettagli, come dire, le questioni, come si sono svolte e come sono andate. Non basta, bisogna che adesso alla evidenza dei fatti seguano, come dire, le azioni penali.
Dal mio punto di vista le azioni penali. Su questo credo siano in molti a condividere il suo pensiero. C'è anche il dato di fatto: chi paga per il momento pagano i contribuenti, perché tutta l'operazione di Banca Intesa, alla fine il finanziamento grosso viene dallo Stato. Banca Intesa ha comprato per una cifra simbolica di €1, il resto rimane a carico dello Stato. Coin, anche voi insomma nel territorio avete sentito tante storie in questo periodo. Assolutamente. Beh, io vorrei agganciarmi alla parte finale di quanto appena detto da Lorena qui accanto a me. La certezza di una pena severa deve essere la base della credibilità di un sistema che ha tutta la necessità di riorganizzarsi. Io lo dico sempre, tutte le volte che posso, ogni volta che ho la possibilità di parlare in pubblico, c'è la necessità che anche in Italia vengano fatte delle leggi che comminino delle pene alla Bernard Madoff negli Stati Uniti, che si è preso 150 anni di carcere per il crack dei fondi pensione, e se li fa. Il calcolo sarebbe semplice, perché in funzione dei soldi che mancano, e questo lo dico tutte le volte che posso, in funzione dei soldi che mancano e delle persone responsabili di determinate azioni, perché probabilmente le ultime azioni, le nuove azioni che venivano poi distribuite magari non erano nuove missioni, ma erano dismissioni da parte di qualcuno che aveva la possibilità di far pressione sui CDA piuttosto che poi sugli sportellisti che proponevano questi titoli ai risparmiatori. Si conta quante persone sono, si fa il calcolo di quanti soldi mancano. In Italia mi sembra siano €250 al giorno, valutati i giorni di carcere, la somma quando viene commutata una pena penale in sanzione amministrativa, e il calcolo è presto fatto. Perché quando sai quante persone sono coinvolte, quanti soldi mancano, quanto vale ogni giorno di carcere, hai stabilito gli anni di carcere, ma se li devono fare, perché sennò ogni anno avremo una Parmalat, avremo una Italia e avremo situazioni come queste. Questo è un passaggio dal quale non si può prescindere nel modo più assoluto. Poi è paradossale che un Veneto che ha 20 miliardi e passa di residuo fiscale sia costretto quasi ad andare ad elemosinare al governo centrale per vedere se ci possono essere dei fondi per andare a ristorare persone che sono state truffate, perché di truffa si tratta. Hanno ragione, fanno benissimo a protestare. Dobbiamo andare tutti a protestare, anche quelli che non hanno i conti correnti, perché come diceva prima Lorena, l'attenzione va tenuta alta e i toni vanno tenuti alti su questi temi, che sono l'abitudine pessima di spalmare sui cittadini quelle che sono gestioni truffaldine di pochi, perché i soldi non vengono distrutti, vengono semplicemente e sempre trasferiti. Ecco, trasferiti da una mano all'altra. Chi si trova col cerino in mano alla fine della fiera di tutta questa vicenda purtroppo sono stati... Volevo anche precisare questo, e credo che sia, come dire, condivisibile dai più. La cosa più fastidiosa ancora, la circostanza più fastidiosa ancora è che qui l'imbroglio, usiamo un termine come dire più anacquato, che più anacquato di così non si può, ma l'imbroglio viene perpetrato come dire, da chi dovrebbe essere invece deputato a fare le cose giuste, no? Cioè alla legalità. Nel senso, io vado in banca, sono una persona anziana, perché poi distinguiamo sempre, no? Qua, ovviamente l'attenzione anche nostra, insomma, è verso chi ha subito, no? il procedimento, chiamiamolo così, ha subito un investimento che non era in grado di capire se poteva affrontare, no? Come rischio o meno. Per cui vado in banca, penso di essere tutelato da chi magari è stato il mio direttore di banca piuttosto che il dirigente da una vita, e mi vedo, come dire, no? Affibbiare questa roba qua. Ecco, quindi questo è un elemento assai fastidioso che ovviamente come dire, aggrava ancora di più la situazione di rabbia, di disagio, no? Di queste persone che effettivamente hanno, per molti si tratta di aver perso tutto il TFR, tutta la liquidazione, no? Uno pensava di aver preso i suoi 30.000 euro, che non sono cifre magari in valore assoluto enormi, ma per qualcuno è la differenza tra la vita e la morte. Quindi è sempre relativa alla percezione assolutamente dei valori. Assolutamente sì, è sempre relativa. Per qualcuno magari è veramente quel piccolo gruzzoletto che uno aveva messo da parte tutta la vita per assicurarsi una vecchiaia serena, tranquilla. Sì. Magari sempre in condizioni modeste e umili, ma però dava quella piccola tranquillità che
Assolutamente che gli garantiva serenità. Assolutamente e che adesso sì. è venuta meno. Assolutamente. Ecco, su questo mi pare quindi siate d'accordo. Credo queste siano riflessioni di buon senso e che siano proprio cose che anche empaticamente insomma colpiscono tutti, sia chi ha i risparmi, che viene colpito non solo empaticamente ma anche viene colpito anche appunto nelle tasche, ma chi sta da fuori e assiste sì, viene colpito ugualmente. Colpito e fa salire un po' anche la rabbia nei cittadini, perché è più che comprensibile la rabbia di queste persone. Comprensibile e giustificata? Assolutamente. Ecco, dicevamo, quindi su questo argomento siete d'accordo, pur essendo su versanti politici opposti. Passiamo invece alla politica, ad una riflessione post ballottaggi. Insomma, com'è andata nel nostro territorio lo sappiamo, l'abbiamo ampiamente detto nei nostri telegiornali. Ci sono però degli sviluppi delle ultime ore che stanno un po' come dire, suscitando malumori da una parte e dall'altra. Cominciamo dal caso Conegliano. Dopo insomma 2 settimane abbondanti finalmente è stata presentata la nuova giunta del sindaco Fabio Chies, che ha vinto al primo turno con questa alleanza Lega-PDL, insomma un'alleanza che evidentemente ha prodotto qualche malumore, visto che ieri sera al primo consiglio comunale la maggioranza è andata sotto e non si è riusciti a eleggere nemmeno il segretario del consiglio, il presidente, anzi chiedo scusa, del consiglio comunale, il leghista Giovanni Bernardelli. Coin, che succede? Doveva essere appunto doveva essere un giorno di festa, invece c'è stato il piccolo inghippo. La formula vincente di Conegliano scricchiola? No, la formula vincente di Conegliano non scricchiola, la differenza la fanno sempre le persone, perché poi alla fine l'elettore guarda quello che è il programma, guarda quelle che sono le persone poi che sono deputate a portare avanti il programma, in primis la figura del sindaco. Fabio Chies è stato proposto e sostenuto con forza anche da noi come il candidato a sindaco di Conegliano affinché appunto si candidasse, e evidentemente al suo interno ha avuto qualcuno a cui ha dato fastidio. È forse anche un po' uno scontro, diciamo, non dico generazionale, perché poi l'età magari conta anche poco, ma le differenze magari sono anche minime, ma magari di percorso politico, quindi chi è un po' più fra virgolette giovane in termini politici, in questo momento come Fabio a Conegliano riscuote un ampio consenso, e magari chi si vede messo da parte pensa di fargli un po' uno sgambetto. Noi comunque della Lega saremo assolutamente leali al sindaco di Conegliano, non abbiamo intenzione di creare nessuna tensione, anche perché siamo consapevoli che i problemi verranno risolti. Quindi vedremo nelle prossime puntate che cosa accadrà a Conegliano. Sereni e fiduciosi. Sereni e fiduciosi, vedremo. Ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco restate con noi. 20:10, rieccoci in diretta con Dimitri Coin, segretario provinciale della Liga Veneta Lega Nord di Treviso, e Lorena Andretta, segretaria provinciale del Partito Democratico di Treviso. Stavamo parlando di politica, la situazione di Conegliano con la maggioranza che è andata sotto al primo consiglio comunale, l'opposizione gongola, ma non c'è solo Conegliano, c'è anche Villorba, dove la situazione è abbastanza tesa, no? Abbastanza fluida. Adesso il sindaco Serena ha ritirato le dimissioni, rimane quindi in carica con la stampella di una lista civica appoggiata dal PD alle elezioni precedenti. Andretta. Sì, beh, l'ho già, come dire, ho visto ovviamente, non è che ho visto quello che è accaduto, e ho anche già, come dire, dato la mia opinione su questo, nel senso che
ho rilasciato ieri sì, delle interviste, nel senso che i giornali insomma te le chiedono queste cose qua perché sono anche abbastanza così dal punto di vista giornalistico credo ghiotte, però insomma io credo che la situazione sia abbastanza chiara. Allora il sindaco Serena aveva come dire, annunciato e depositato le sue dimissioni 20 giorni fa in aperta come dire disputa e diatriba interna con la Lega, che è il partito con il quale è stato eletto l'anno scorso sindaco di Villorba. Aveva chiesto, secondo me, errando le dimissioni, almeno leggo sui giornali, insomma, aveva chiesto le dimissioni dei 3 consiglieri della Lega, a suo dire traditori, cosa che non comprendo, nel senso che non si chiedono le dimissioni di consiglieri che sono eletti dai cittadini e quindi credo che debbano rispondere ai cittadini prima che insomma, al sindaco Serena, ma a parte questo è un mio convincimento personale, non ha avuto questo, come dire, non ha ottenuto questa sua richiesta, non è stato esaudito e quindi ha cercato altre modalità per comunque ritirare le sue dimissioni. Ha trovato la disponibilità di Dussin, che è stato il candidato anche del PD l'anno scorso, assolutamente sì, però ribadisco è un candidato civico, nel senso che Dussin è il rappresentante, comunque l'esponente di una lista civica, lui è anche Guidolin, assolutamente come dire, votato anche dal PD e ha come dire, è stato eletto consigliere comunale sicuramente anche con i voti del centro-sinistra più vicini al PD. Io rispetto la scelta di Alessandro Dussin, nel senso che lui mi spiega che ha, come dire, si è assunto la responsabilità di evitare al comune un commissariamento lungo, il che dal suo punto di vista può essere anche accettabile, nel senso che comunque un commissariamento sappiamo tutti che è un periodo in cui un comune è in stallo, perché il commissario prefettizio che arriva certamente non prende le decisioni politiche, ma si limita, credo di non dire un mistero per nessuno, alla ordinaria amministrazione, quindi il comune sarebbe stato chiaramente fermo. Quindi da questo punto di vista qua posso anche comprendere la sua decisione. Da segretario politico chiaramente non è che la questione mi convinca del tutto, se non, come dire, nel passaggio in cui Alessandro Dussin dice ma io lo sostengo solo e in quanto sia per un periodo su alcuni temi e sulle delibere che valuteremo di volta in volta, quindi è una fiducia, come dire, a tempo e su argomenti determinato e su temi ben precisi. Sta scalpitando no, perché sto ascoltando. Credo che il problema più che in casa PD ce l'abbia il mio amico Coin qua. Beh, io parto un attimo da come aveva chiuso lei prima su Conegliano. La maggioranza non è stata messa sotto a Conegliano, non ha trovato i voti per eleggere la persona che era stata deputata a fare il Presidente del Consiglio, non è che è stato eletto il Presidente, esatto, Giovanni Bernardelli della Lega Nord, e non è che è stato eletto un Presidente del Consiglio diverso. No, non si è trovato i numeri, esatto, certo, assolutamente. Su Villorba la situazione è decisamente diversa. Io ritengo che diatribe politiche interne al movimento, o meglio, diatribe politiche tra la segreteria provinciale e l'amministrazione di Villorba non ce ne siano. Ci sono magari delle situazioni di dialettica interna tra i consiglieri di maggioranza, questo sì, però alla fine cioè diatribe con la segreteria provinciale non ce ne sono. Dussin, come diceva prima Lorena Andretta, è un candidato civico, è stato addirittura iscritto con noi per diversi anni, quindi ho trovato anche abbastanza una sorpresa quando ho visto che era sostenuta la sua candidatura dal PD, però magari nel corso poi del tempo i movimenti di pensiero cambiano. Di sicuro, insomma, comunque Villorba è una grana per la Lega, anche in vista delle elezioni 2018. Io mi sento di dire che a Villorba la maggioranza non è in discussione e probabilmente non è nemmeno mai stata in discussione, perché è vero che con i voti della maggioranza è stato eletto il Presidente del Consiglio Grillino, e questo è una cosa che assolutamente grida vendetta. Però è altrettanto vero che
da quello che ho verificato anch'io, non è che siano mai stata messa sotto la maggioranza in Consiglio su ordini del giorno del Consiglio, per cui la dialettica interna magari è forte, ma in Consiglio poi i numeri ci sono sempre stati, eccettuato appunto l'episodio assolutamente sgradevole dell'elezione del Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle. Adesso vedremo come si andrà avanti, perché Dussin che dà una mano alla maggioranza, ma effettivamente come si diceva prima la dà per temi specifici e a tempo. Invece Villorba deve andare avanti per tutti e 5 gli anni, perché l'impegno che anche il candidato sindaco, ma tutta la lista si è assunta l'anno scorso andando a votare, è stato quello di amministrare Villorba per 5 anni, e i cittadini di Villorba, con il 53% dei voti favorevoli a Marco Serena e alla sua squadra che l'ha sostenuto, chiedono esattamente questo, e questo devono fare, e bisogna andare avanti fino alla fine. Certo, insomma, la situazione non è semplice. Peraltro è proprio di ieri una nota a livello regionale che è stata postata su Facebook dal segretario nazionale Gian Antonio D'Arè, che dava delle direttive insomma ben precise. Ultimo avviso ai naviganti: o si riga dritto secondo quella che è la linea del partito, oppure saranno calci nel di dietro, insomma. Quindi sono perfettamente d'accordo con Tony D'Arè. Sono perfettamente d'accordo, perché quando un partito traccia una linea politica, è su quella linea politica che poi i cittadini lo votano e danno poi la fiducia. E tutte le organizzazioni funzionano, le organizzazioni strutturate funzionano se questa struttura e questa organizzazione viene rispettata, perché se ognuno pensa di andare a destabilizzare o andare a criticare il lavoro degli altri, alla fine non si fa nulla, si vince tutti e si perde tutti ovunque. Io ho perso il comune di Padova nonostante sia segretario provinciale di Treviso, perché il comune di Padova ha perso la Lega e io faccio parte della Lega Nord, quindi io ho perso Padova. È incredibile che ci siano delle persone che dicono ma la sconfitta di Padova è colpa di Tizio o Caio. No, assolutamente. Ha perso la Lega. Il tempo ormai praticamente è finito. Proprio una brevissima battuta, 10 secondi a testa, perché la grande sfida per Treviso è quella dell'anno prossimo, 2018. Treviso, in proprio 2 parole, Andretta, l'alleanza che sosterrà il sindaco Manildo, perché si diceva insomma un po' meno sinistra, un po' più centro. Ci stanno lavorando, io credo che sia ancora un po' prematuro dare questa risposta, nel senso che insomma, ci sono come dire, le relazioni in corso da vedere, ma insomma io credo che un sindaco uscente con 5 anni di esperienza insomma, abbia anche la possibilità di poter scegliere la sua alleanza in questo momento. Per quanto riguarda la Lega invece, molti nomi. Io spero che i cittadini trevigiani, dopo un'esperienza di 5 anni di Manildo sindaco, decidano di cambiare fin da subito. No, a parte le battute, noi stiamo lavorando su un'alleanza che ci piacerebbe fosse la più ampia possibile all'interno del centrodestra, e quindi poter replicare anche un po' l'esperienza elettorale di Conegliano. Quindi questo è quello su cui noi puntiamo e noi vogliamo appunto lavorare. Il lavoro che dobbiamo fare non è quello di pensare di portare via voti alla coalizione di centrosinistra, perché il dato vero, reale, di fatto della passata tornata elettorale amministrativa è stata che, mi sembra, numeri magari sbaglio di qualcosina, ma mi sembra che su 65.000 elettori al ballottaggio 32.000 siano rimasti a casa. Quindi bisogna preparare un'offerta politica con persone preparate, capaci, credibili, spendibili, che tornino a votare. Noi abbiamo già io ce l'ho già in testa. Io il candidato sindaco ce l'ho già in testa. Ce l'ha già in testa? Ce l'ho già in testa. Vuole darci qualche piccola anticipazione? Assolutamente, è troppo presto. Si è parlato di Caner, di Benazzi, è troppo presto. Nomi per fortuna ne abbiamo, però insomma dobbiamo anche poi condividerli anche con quelli che saranno gli alleati. Non è nemmeno corretto che noi andiamo fuori a dire questo è il nostro candidato sindaco se poi non trova l'accordo anche di chi viene assieme a noi. E comunque il segretario Coin ha messo il dito sulla piaga, c'è un problema enorme di astensionismo anche nelle elezioni amministrative. Se posso fare un appello al PD che ci governa, ci faccia andare a votare prima, perché non possiamo andare a votare a Ferragosto. A primavera. Perché dal 5 al 19 di giugno l'anno scorso, l'11 al 25, quindi una settimana dopo quest'anno, se si slitta ancora di una settimana si va a luglio. Quindi anticipiamo, ritorniamo a marzo, aprile, primi di maggio. Le scuole sono aperte, vabbè, si perde un paio di giorni di scuola, ma riportiamo il grande esercizio della democrazia alla portata dei cittadini.
Andremo in primavera, allora all'inizio. Io credo di Pasqua. sì, cioè nel senso che la legislatura è in scadenza a marzo, pertanto credo che non si andrà tanto lontano. Però ricordo al segretario Coin che io sono stata sindaco due mandati di fila e abbiamo votato tutte e due le volte il 14 di giugno. 13 giugno, perché c'era anch'io a Morgano benissimo. come consigliere. Io credo che ci sia una questione, come dire, legata al sentire dei cittadini e degli elettori più che alla stagione, che capisco quella balneare come dire. Mi hai incuriosito, voglio vedere chi erano i governi che hanno fatto i decreti. Andremo a verificare. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, grazie quindi a Dimitri Coin e a Lorena Andretta per essere stati qui con noi, grazie a voi per averci seguito. 20:10 torna domani sera come sempre alle 8:10. Buona serata, arrivederci.